arriva Lautaro, attenzione, Lautaro Martinez, conclusione, Szczęsny! Grande parata su Lautaro Martinez. Ciao Tec, oggi è un giorno molto importante, prolunghi la tua avventura con i colori bianconeri. Quali sono le tue sensazioni? Le sensazioni sono bellissime perché è una dimostrazione da parte del club della fiducia che hanno verso di me, e quindi sono molto contento e cerco di dare il mio meglio nei prossimi anni con i colori della Juve. Ti ricordi il tuo esordio con la maglia della Juventus in campionato, in casa allo stadio, un 3-0 contro il Chievo? Sì, lo ricordo, non era una partita particolare perché io cerco sempre di affrontare le partite con tanta tranquillità, senza pressioni esagerate, quindi era un bel momento e sono passati adesso quasi 3 anni, quindi cerco sempre di migliorare e fare il mio meglio. In Champions invece in trasferta contro l'Olympiakos, vittoria e passaggio del turno, strepitose parate che poi sono diventate una piacevole consuetudine delle tue partite. Sì, quella è stata importante perché si è fatto male Gigi qualche giorno prima e sapevo comunque che ho dovuto giocare 6 settimane da titolare, e quindi è stato un momento importante, la prima vera prova nella Juventus, e devo dire che mi sono divertito tanto. Senti, hai parlato di piede, distinto, intuffo, punizione, rigore. Qual è la parata di questi primi anni che ti porti nel cuore? Non lo so, mi piacciono quelle nelle partite vinte sempre. Mi è piaciuta tanto quella contro il Milan all'Allianz Stadium a novembre, eppure un colpo di testa di Pasalic contro l'Atalanta. La mia preferita è stata quella su Alan contro il Napoli quest'anno, all'inizio della stagione. La parata più difficile per un portiere è il calcio di rigore? No, non credo. Sono tanti momenti difficili durante la partita. Il rigore io non lo vedo molto difficile. Le tue prime 3 stagioni sono state piene di presenze, vittorie e titoli. Quali sono adesso i tuoi obiettivi? Vincere più titoli. Sono qua fino al 2024 e voglio vincere tutto. È l'obiettivo di tutto il club, di ogni giocatore, e quindi bisogna sudare, correre, sacrificare per arrivare agli obiettivi, che sono sempre tutti i titoli. Wojciech, hai instaurato un rapporto stupendo con i tifosi della Juventus, vuoi lasciare un messaggio in questa giornata? Voglio solo ringraziare tutti i tifosi per quello che mi hanno dato, le sensazioni che ho quando scendo sul campo all'Allianz Stadium, e vi faccio una promessa di dare sempre il mio meglio per questo club.